Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. E oggi ho preparato per voi le sfinge siciliane con le patate. Allora, da noi le sfinge si fanno per tutti i periodi dell'anno. Qua c'è Santo, però si dice che ci sono le sfinge di San Martino, le sfinge che si fanno a Natale, le sfinge che si fanno a San Giuseppe, quelle sono un po' differenti perché sono ripiene di ricotta. E quindi io direi proporvi due versioni con un unico impasto. Facciamo la versione dolce e la versione salata, dove ho messo della sarda, delle sardelle, ma voi potete mettere acciuga, prosciutto, salame, quello che più preferite. Io vi do una variante perché non mi trovavo acciuga a casa, altrimenti l'avrei fatto con l'acciuga, ma l'ho fatto con le sardelle. E spero che questa videoricetta vi piaccia. Vi rimando subito agli ingredienti. Iniziate facendo andare a cuocere con tutta la buccia 500 g di patate a pasta dura. Vi ricordo di farle cuocere circa 50 minuti, così da cuocersi veramente più del tempo dovuto. Dopodiché andate a prendere uno schiacciapatate dalle maglie sottilissime, le più sottili che ci sono, e andate a schiacciare le patate dentro. Io vedo molti andare a pelare le patate dopo la cottura prima di passarle nello schiacciapatate. Effettivamente è un passaggio che potete evitare, perché con lo schiacciapatate la buccia rimarrà dentro e non uscirà dai fori. E proseguite così per tutte. Vi consiglio di fare questa operazione per 2 volte. A questo punto andiamo ad aggiungere 500 g di farina 00. Adesso andiamo a sciogliere 10 g di lievito in 200 ml di latte tiepido, un cucchiaino da caffè di zucchero e andiamo a mescolare il tutto. Andiamo adesso ad aggiungere un pizzico di sale e iniziamo a sfregare con le mani la farina e le patate insieme, così che poi eviteremo il ritrovamento di piccoli pezzetti di patata dentro la nostra sfincia. E adesso, o con l'aiuto di un frustino oppure con le mani, andiamo ad aggiungere i 200 ml di latte dove abbiamo sciolto il nostro lievito. In tutto avremo bisogno 500 ml di latte, quindi mezzo litro, ma noi l'andremo ad aggiungere poco alla volta. Quindi iniziamo con i 200 ml dove abbiamo sciolto il lievito e poi aggiungeremo i restanti 300 ml. Aggiungiamo anche 3 uova della misura L e continuiamo ad impastare. Aggiungiamo i restanti 300 ml di latte poco alla volta e sempre a temperatura poco tiepido deve essere, non troppo, non deve essere caldo che va a ammazzare il lievito. Una volta che avete esaurito tutto il latte, andate con le mani a dare un'occhiata dentro l'impasto, a impastare poco con le mani per andare a vedere se ci sono piccoli pezzetti di patata rimasti intera, perché poi non è piacevole trovarsela tra i denti dentro la sfincia. Ecco, quindi controllate per bene. Dopodiché, siccome è un impasto versatile che si può fare sia salato che dolce, vado a dividere l'impasto in 2 parti. E quindi nella versione dolce andrò ad aggiungere dell'estratto di vaniglia, della pasta di limone, o se non ce l'avete aggiungete della scorza di limone, e 20 g di zucchero. Ovviamente gli aromi potete deciderlo voi, potete mettere anche della scorza d'arancia o pasta di arancia. E mescolate il vostro composto. Compritelo con pellicola trasparente e per differenziare i due composti vi consiglio di andare a contrassegnare
con qualche segno. Io ho fatto ho disegnato una D per dolce. Adesso vado a prendere l'impasto salato. Io sto utilizzando della sardina sotto olio. La vado a colare dall'olio perché mi trovavo questa, altrimenti avrei messo le acciughe che ci stanno benissimo, oppure potete mettere del prosciutto o anche del qualsiasi cosa di salato che a voi piaccia, e le vado ad asciugare su un foglio di carta assorbente e poi le vado a tagliare a pezzettini e le vado a mettere dentro il mio impasto, e anche questo coprirò con pellicola trasparente. La quantità è indicativa. A me sinceramente mi hanno detto che queste quantità il pesce si sentiva ma non troppo, quindi avrei dovuto aumentare la dose, ma decidete voi quanto metterne. Questa era una porzione da 160 grammi. Andatele a mescolare dentro l'impasto e anche questo coprite con pellicola trasparente. Adesso aggiungete anche un pizzico di sale, e a piacere ovviamente, e anche questi del pepe nero, scusate, stavo dimenticando il pepe nero che ci sta benissimo, e andate a coprire anche questo con della pellicola trasparente. Adesso facciamo lievitare in un posto al calduccio, quindi ho utilizzato come al solito il forno spento con la luce accesa. Ci vorranno all'incirca 2 ore, 2 ore e mezza. Ed eccolo qui ben lievitato il nostro impasto per le sfinge. Guardate quante belle bollicine, sono trascorse all'incirca 2 ore e adesso io andrò a friggere su 2 pentolini diversi. Solo che sono stata volevo fare tutto troppo veloce, e quelle poi, quelle salate mi sono venute un po' unte di olio, perché non avevo il tempo di metterle, che le altre erano pronte e così via. Questa operazione l'ho fatta solo perché non volevo che in quelle con lo zucchero ci andasse il sapore del pesce e in quelle del pesce ci andasse il sapore dello zucchero del limone. Ecco, quindi prendetevi 2 ciotoline dove metterete dell'acqua e con l'aiuto di 2 cucchiaini andate a formare le vostre sfinge. Dopodiché le andate a girare una volta dorate da un lato le andate a girare e le lasciate cuocere. L'olio deve essere né troppo caldo e nemmeno troppo freddo. Sinceramente non ho controllato la temperatura appunto perché avevo premura, e questo è un errore che non farò più. Quindi io ogni volta per girarle mi aiuto con uno stecchino da spiedino, in questo modo. Le andiamo a colare su carta assorbente e proseguiamo a friggerle tutte in questo modo. Guardate com'è facile, aiutandovi con i 2 cucchiai, ad andare a inserire l'impasto dentro il vostro pentolino con l'olio. È veramente semplicissimo. Io adesso le friggerò tutte e ci vediamo dopo per la prova assaggio. Quelle dolci ancora da calde le andrò a passare nello zucchero semolato. E adesso andiamo a fare la prova assaggio. Sì, ma però guarda, un secondo, ma è che c'è questo qua tutto Ormai siamo a Natale, amore. Sì, quasi. Abbiamo decorato, stiamo iniziando a decorare la cucina a modo di Natale, vero? Sì. Giusto? Neanche salsiccia. Spero che anche questa video ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciate un like, un commentino, iscrivetevi al canale e vi ringrazio sempre come
puntate la campanella. Sì, accendete la campanella. E se vi è piaciuto, vi ricordo che potete rifare le mie ricette e inviarmele Instagram o Facebook o l'email che vi metterò qua sotto. Vi ringrazio ancora a tutti per aver visto il video. Alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao! Ciao! Ciao!